Ben ritrovati, eccoci pronti per il nostro TG della sera, ma cominciamo dai titoli. Il Consiglio dei Ministri si terrà nelle prossime settimane a Gioia Tauro, lo ha annunciato il ministro Toninelli sul porto. Oggi ha detto, incontrando i lavoratori, è il giorno del rilancio. In una RSA di Settingiano, anziani presi a schiaffi, le telecamere della Guardia di Finanza registrano le ignobili scene, ci sono 16 indagati, il Codacons si costituirà parte civile. Grave attentato intimidatorio a Filandari, colpi di pistola e auto in fiamme all'assessore all'urbanistica del comune. Blitz delle fiamme gialle in 4 locali pubblici di Scalea, 13 slot machine sequestrate, all'interno di un bar rinvenuto un apparecchio manipolato con sistema di doppia scheda. Scoperto un vasto traffico di droga Albania-Italia, arresti in Sicilia e Calabria. Un corpo di un uomo con la testa mozzata è stato rinvenuto a Simer, il cadavere secondo le indagini investigative sarebbe lì da oltre un mese. Il congresso provinciale in programma sabato prossimo a Cosenza vedrà la presenza dei big del partito, si parlerà di europee e regionali. Tour de force per Crotone e Cosenza, i pitagorici in campo domani, Lupi mercoledì. In Serie C 2 belle imprese, quelle del Rende e del Catanzaro, che incassano 3 punti fuori casa, pareggia la Vibonese, sconfitta amara per la Regina. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai titoli. Nel pomeriggio il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli a Gioia Tauro. Per i lavoratori una buona notizia, oggi ha detto è il giorno del rilancio per il porto e nel servizio, vi spiegheremo perché, e poi ha annunciato che il Consiglio dei Ministri si terrà proprio a Gioia Tauro nelle prossime settimane. Sentiamo. Sarà Gioia Tauro ad ospitare nelle prossime settimane la riunione del Consiglio dei Ministri per il varo del decreto Calabria, lo ha detto nel pomeriggio nella città della Piana il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli, che ha incontrato sindacati e lavoratori del porto annunciando l'accordo siglato. In realtà il passaggio di MCT, la società che gestisce lo scalo container, a MSC del gruppo Aponte. Dopo mesi di incertezza si torna a sperare. Questo giorno, ha sottolineato il ministro, sancisce il rilancio del porto. Oggi con l'accordo firmato abbiamo investitori che si impegnano ad investire sin da subito, già da oggi, decine di milioni di euro in nuove gru che vedrete montate nelle prossime settimane, in nuovi carrelli che vedrete arrivare nelle prossime settimane. E la cosa più bella è che è un successo di tutti, è una realtà occupazionale, lavorativa ed economica di eccezionale importanza per l'Italia e non avremmo mai potuto sopportare, ripeto, un fallimento di un luogo tanto importante e anche simbolico quale quello di Gioia Tauro. E sulla visita del ministro in Calabria c'è la polemica con il presidente della regione, il governatore Oliverio, che ai giornalisti dice non sono stato invitato. Sentiamo lo stesso Oliverio, che poi ha parlato anche di un altro fronte aperto con il governo, che è quello della sanità. Vediamo. Ci sono 2 argomenti forti che il presidente della regione ha inteso prendere di petto stamattina incontrando i giornalisti a Catanzaro. Il primo riguarda il porto di Gioia Tauro e la visita del ministro Toninelli. Qui Oliverio lamenta la scorrettezza istituzionale perché il governatore della Calabria non è stato invitato. Un'istituzione deve essere invitata. Quando io assumo iniziative invito i sindaci o invito il governo e naturalmente i sindaci o il governo non vengono a pietire di essere coinvolti. Le istituzioni vanno rispettate. Il secondo tocca il nervo scoperto della sanità e nello specifico le iniziative messe in campo dal ministro Grillo. Anche qui Oliverio va giù deciso perché questa storia dell'intromissione del governo in un settore che la Costituzione consegna nelle mani delle regioni è difficile da metabolizzare. Visto che il ministro Grillo ogni settimana propone un'ipotesi che cambia, l'ultima ipotesi è diversa da quella della settimana
della settimana precedente. È chiaro che il governo da 10 anni ha la responsabilità del governo della sanità in Calabria, perché è il governo nazionale che sta governando la sanità in Calabria dal 2010, da quando è deciso la nomina di commissari, lo sta facendo attraverso suoi commissari che sono di nomina diretta del governo. Il ministro Grillo è stato da me più volte sollecitato ad un incontro sin dal luglio scorso, subito dopo la sua nomina a ministro. Noi non abbiamo avuto il piacere di avere appunto la possibilità di discutere intorno a un tavolo serenamente, tranquillamente, per affrontare i problemi della Calabria. Oggi esce con queste appunto sortite che non fanno bene alla sanità calabrese. Se dovesse appunto assumere provvedimenti che in violazione della Costituzione, noi non esiteremo ad assumere le iniziative che appunto sono necessarie. La cronaca adesso con una terribile storia che arriva da Settignano, anziani picchiati, derisi, umiliati, una RSA nel Catanzarese, le violenze documentate dalle immagini delle telecamere piazzate nella struttura dalla Guardia di Finanza. 2 infermieri sono finiti ai domiciliari, mentre per altri 3 operatori sociosanitari è stato disposto il divieto di dimora. 16 in tutto gli indagati. Vediamo. Erano forti e prepotenti con anziani malati e indifesi. Ecco cosa avveniva in questa casa di riposo di Settignano, la San Francesco Hospital. Immagini shock riprese dalle telecamere piazzate alla Guardia di Finanza dopo la denuncia di presunti maltrattamenti subiti dagli anziani presentata dai familiari di alcune persone ricoverate nella struttura, e le intercettazioni video e ambientali hanno confermato i sospetti. Gli anziani venivano derisi, picchiati, offesi, umiliati da chi aveva il compito di accudirli e prendersene cura. Ma se deve essere 16 dipendenti della struttura sono adesso indagati per maltrattamenti, 2 infermieri sono finiti ai domiciliari, mentre ad altri 3 operatori sociosanitari è stato imposto il divieto di dimora nel comune dove ha sede la residenza sanitaria assistenziale. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della procura guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Nel corso delle indagini gli inquirenti hanno documentato maltrattamenti e vessazioni fisiche anche quando gli anziani dormivano. Gli ospiti della struttura erano costretti a trascorrere intere giornate in un corridoio adibito a sala comune al piano seminterrato, seduti sulle loro carrozzine o sulle sedie, dove si addormentavano anche in posizione innaturale, con il capo reclinato sulla spalla o sul tavolo, l'uno accanto all'altro. Dovevano stare immobili e in silenzio per non disturbare l'operatore di turno preposto alla loro sorveglianza. Adesso per loro l'incubo è finito. Al termine delle indagini ai domiciliari sono finiti Giuseppe Bonifacio, 46 anni, di Valle Fiorita, e Antonio Rotella, 53 anni, di Settignano. Sottoposti invece al divieto di dimora Antonino Massara, Luca Pilato e Marco Rocca. 11 avvisi di garanzia sono stati notificati da altrettante persone operanti nella struttura. Si tratta del direttore sanitario, 4 infermieri professionali, un'educatrice e altri 5 operatori sociosanitari che dovranno rispondere a vario titolo di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni colpose. E c'è una nota degli avvocati del San Francesco Hospital, gli avvocati Armando Veneto, Clara Veneto e Giacomo Maletta, in cui si precisa che i pazienti erano ospitati in più sale, erano tutti tranquilli e ben igienizzati, gli indumenti erano in ordine e normo-inseriti e non erano presenti imbrattamenti del corpo o degli indumenti. Ci spostiamo a Filandari perché c'è stato un grave atto intimidatorio, colpi di pistola e auto in fiamme all'assessore all'urbanistica del comune. Vediamo. Proprio non mi fermo, continuerò e sarò più presente. Sarò più presente e sarò molto più attento, nel senso, io fino a ieri non avevo nulla da tenere, qua non c'è telecamera, non c'è niente, mi doterò di telecamere, cercherò di essere guardingo, a non frequentare strade notturne dove potresti essere affrontato, perché questa gente non c'ha il coraggio
È ancora scosso per quanto è accaduto Giuseppe Antonio Artusa, l'assessore comunale di Filandari finito nel mirino dei malviventi. 6 proiettili hanno crivellato il garage di casa conficcandosi nell'auto parcheggiata all'interno, ma prima i malviventi avevano cosparso di liquido infiammabile l'auto aziendale che è andata completamente distrutta dall'incendio che si sarebbe potuto propagare all'interno dello stabile. L'azione repentina si consuma nella notte, il rumore dei proiettili sveglia la moglie di Artusa e la figlia. Intanto lui, aiutato dai vicini, tenta di domare l'incendio. Oltre all'attività di assessore, Giuseppe Artusa, impiegato in un'azienda milanese, è anche coordinatore nazionale e referente provinciale della FIM-CISL, la Federazione dei Metalmeccanici. Nell'auto aziendale vi erano importanti documenti, così come il suo PC. Tutto è stato distrutto dalle fiamme. Penso che sia tutto dovuto solo e prettamente ed esclusivamente all'attività di consigliere comunale e di assessore all'urbanistica. Sono una persona per bene. Non ho mai avuto problemi con la giustizia, da 30 anni che faccio il consigliere comunale, 2 volte di maggioranza per 4 volte di minoranza, ma non ho mai avuto problemi di questo tipo, tranne il periodo 2004-2009, che lì sono successe una serie di concause a catena dove ho pagato pure io, ma io rispetto agli altri ho pagato un piccolo pedaggio. Questa volta hanno iniziato con me. Sull'attentato l'amministratore non ha dubbi, è da collegarsi alla sua attività di assessore e per questo ripensa alle pratiche sul suo tavolo, soprattutto il PSC, fermo dal 2009, e le aree cimiteriali. C'è una pratica che abbiamo lasciato in sospeso, che era quella della riduzione della fascia di rispetto delle aree cimiteriali. Vi è in itinere il PSC, dove era fermo da quando siamo andati via dal 2009. A qualcuno forse queste cose non piacciono, vorrebbero tutto e subito, ma tutto e subito con il legale si può fare, con l'illegale no. Se fossero stati degli uomini, venivano in comune, perché questa è la mia casa privata, venivano in comune, si parlava, si discuteva, questi non hanno avuto il coraggio, hanno colpito alle spalle. Ancora per la cronaca, scommesse illegali sul Tirreno cosentino. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 13 slot machine e comminato sanzioni per 140.000 euro. In un bar è stato rinvenuto un apparecchio manipolato con il sistema della doppia scheda. Vediamo. Operazione delle Fiamme Gialle nell'Alto Tirreno cosentino contro il fenomeno del gioco illegale, nel mirino bar ed esercizi dell'Interland di Scalea. Al termine delle verifiche che hanno interessato 4 esercizi pubblici, 13 slot machine sono state sequestrate e sono state comminate multe per 140.000 euro. Diverse le irregolarità riscontrate, in particolare all'interno di un bar è stato rinvenuto un apparecchio manipolato con il sistema della doppia scheda e così attraverso un telecomando il gestore del bar poteva riprodurre un gioco diverso da quello per cui era autorizzato, le cui puntate non venivano tracciate alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono stati sequestrati anche 2 totem, apparecchi che consentono cioè di giocare online su piattaforme prive di titolo concessorio. Altre slot machine invece sono risultate illegali in quanto non collegate alla rete telematica e prive del necessario nulla osta. Adesso i titolari degli esercizi segnalati, oltre alle sanzioni, rischiano anche la sospensione della licenza fino ad 1 mese. La Guardia di Finanza sottolinea che il rispetto della normativa di settore e il collegamento al sistema di controllo dell'Agenzia, oltre a rispondere ad esigenze di pubblica sicurezza e a garantire il pagamento delle imposte dovute in relazione al volume delle giocate, è posto anche a tutela dei consumatori, dal momento che consente di monitorare il rispetto della percentuale minima destinata alle vincite. E un vasto traffico di droga tra l'Italia e l'Albania è stato scoperto appunto con degli arresti in Calabria e in Sicilia. Vediamo. Era in una rosticceria di Messina, la base operativa dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, smantellata dalla Guardia di Finanza della città dello Stretto. La droga viaggiava dall'Albania all'Italia e giungeva non soltanto in Sicilia, ma anche in Calabria, Emilia-Romagna e Abruzzo. L'operazione Sfizio, così è stata denominata prendendo spunto all'esercizio commerciale di una famiglia messinese coinvolta nell'operazione, ha portato all'emissione di 9 misure cautelari a carico di 7 cittadini italiani e 2 albanesi, ai quali si contestano i reati di traffico, stupefacenti e associazione
un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Attraverso le indagini disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina sono stati monitorati una serie di viaggi per acquistare la droga e si è compreso come operava questa famiglia. L'inchiesta ha portato poi ai sequestri di circa 55 kg di marijuana e all'arresto di 2 corrieri bloccati mentre trasportavano la droga. Il gruppo criminale pianificava l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti con i fornitori abruzzesi e albanesi, grazie ai corrieri che trasportavano i carichi di droga a Messina. La droga, una volta giunta a destinazione, veniva consegnata ai pusher locali che la spacciavano al dettaglio. Giallo a Simeri Crichi è stato rinvenuto in un dirupo un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La testa, pensate, era staccata dal corpo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Vediamo. Gli inquirenti in queste ore stanno cercando di stabilire l'identità del cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto in un dirupo a Simeri Crichi nel Catanzarese. Operazione non semplice visto lo stato in cui si trovava il corpo. Probabilmente era tra quei rovi e quegli arbusti da almeno un mese, questo almeno quanto stabilito da un primo esame sui resti effettuato dal medico legale intervenuto sul posto. Sul corpo non risulterebbero ferite o segni tali da far pensare ad una morte violenta. L'uomo, dall'apparente età di 30 anni, potrebbe essere caduto in maniera accidentale dal punto panoramico, ma nessun'altra ipotesi viene esclusa dagli inquirenti. Al momento però è giallo sul macabro ritrovamento. La testa era staccata e si trovava a pochi metri dal corpo, forse proprio per lo stato di decomposizione. A dare l'allarme è stato un escursionista che stava facendo delle foto da un'area panoramica. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sellia Marina, la squadra rilievi e il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Vito Valerio, che ha disposto l'autopsia. Intanto, per risalire all'identità dell'uomo, si stanno controllando le denunce di scomparse presentate negli ultimi mesi. I carabinieri stanno vagliando le segnalazioni che riguardano tutta la provincia. Qualche risposta potrebbe arrivare dall'esame autoptico. E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca con le nostre brevi. È stato investito con la sua stessa auto e lasciato per tutta la notte in mezzo al bosco. È accaduto a Vibo. L'uomo, un 51enne, si era appartato con un 29enne africano, ma dopo un litigio il giovane lo avrebbe investito. Il 51enne è stato soccorso questa mattina da un contadino che ha subito chiamato il 118. Indagano i carabinieri. Paura questa mattina sul viale della Repubblica a Cosenza, dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco a causa di pezzi di intonaco e cornicione che si sono staccati da un edificio. Per fortuna sul marciapiede su cui sono finiti i detriti al momento non passava nessuno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'immobile e interdetto ai pedoni l'uso del marciapiede per alcune ore. La città di Cosenza installa telecamere negli asili comunali. La città dei Bruzzi è tra le primissime città italiane, spiega il sindaco Mario Chiuto, ad attivare il sistema di videosorveglianza nei nidi di sua diretta pertinenza. Il protocollo approvato dal comune prevede il divieto di utilizzo delle immagini per fini diversi da quelli relativi alla sicurezza dei bambini e del personale. A un passeggero in macchina e resta coinvolto in un incidente. Il passeggero resta gravemente ferito e dopo alcuni giorni di ricovero muore all'ospedale di Cosenza. L'uomo al volante, un 47enne di Cirommarina, è stato denunciato dai carabinieri e ritenuto responsabile di omicidio stradale. Cambiamo argomento con la nostra pagina politica. La settimana si apre con l'ennesimo giorno decisivo per il porto di Gioia Tauro. Il ministro Toninelli non ha dubbi. Si volta pagina. I sindacati appoggiano il decisionismo del governo. I lavoratori sono come San Tommaso. Se non vedo, non credo. Come recita un adagio, se son rose fioriranno. Intanto la domenica è stata dominata dalla cronaca. Non manca mai in Calabria, ma anche da altro, come per esempio la politica. Ad occupare la prima pagina, l'adunata romana di Forza Italia per festeggiare i 25 anni di vita del partito, nel corso della quale è intervenuto anche il sindaco di Cosenza Occhiuto, che ha spiegato alla platea il lavoro fatto e i progetti in itinere. Il racconto è piaciuto a tal punto che i big del partito hanno deciso di partecipare al congresso provinciale in programma per sabato prossimo nella città dei Bruzzi. È certo che l'occasione sarà utile anche per aggiungere qualche elemento in più in ottica regionali, dove Occhiuto è in pole blindata per la candidatura alla presidenza.
Sarà inoltre interessante ascoltare i messaggi che da Forza Italia verranno lanciati in direzione Fratelli d'Italia, visto che il partito della Meloni continua a sponsorizzare Vandaferro. Ma se per le regionali c'è ancora tempo a disposizione, per le altre competizioni europee e amministrative siamo agli sgoccioli e così il Movimento 5 Stelle conferma la fiducia a Laura Ferrara per il secondo mandato in Europa. La decisione era nell'aria da tempo, ma necessitava l'ufficialità, che è puntualmente giunta. Lo sguardo rivolto alle amministrative ci porta a Lamezia, dove il PD ha indetto una riunione per risolvere il caso Vibo, e a Corigliano per l'esordio di Giuseppe Graziano, che ha presentato il suo progetto per la città, in attesa che lo facciano anche Flavio Stasi e Gino Promezio. Da rende nessuna nuova ufficiale, solo tanti si dice e attendiamo qualche altro giorno. Insomma, in settimana ne sapremo di più. Anche quest'anno la BCC Mediocrati partecipa al Festival della Cultura Creativa, giunto alla sua 6ª edizione. Quest'anno di scena Leonardo da Vinci e la realtà virtuale. Vediamo. Il viaggio alle radici dell'intelligenza artificiale, il genio di Leonardo e poi un'immersione virtuale in un parco archeologico sommerso sono stati i temi della giornata promossa dalla BCC Mediocrati nell'ambito della 6ª edizione del Festival della Cultura Creativa, manifestazione promossa dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, con più di 70 eventi culturali in 45 città. Teatro dell'evento è stato il Museo Multimediale di Cosenza. Il filo conduttore era quello delle intelligenze naturali, artificiali, tecnologiche, emotive e creative. Ogni anno l'Associazione dei Bancari Italiani partecipa al Festival della Creatività e quest'anno ha appoggiato un tema molto importante che è quello dell'intelligenza in tutte le sue forme e accezioni, con un'importante partecipazione dedicata alle famiglie e soprattutto ai giovani e ai bambini, che sono quelli che dovranno poi nel futuro sviluppare questo tema e diciamo ampliarlo. Mediocrati nell'ambito di questa iniziativa ha allargato la sua proposta verso una visita guidata al Museo Multimediale che proprio in questi giorni ospita Leonardo da Vinci, che è considerato il precursore un po' dell'intelligenza artificiale. La manifestazione punta a valorizzare il talento delle giovani generazioni, aiutandole ad affinare le capacità espressive e le potenzialità creative ed innovative, strumenti indispensabili per costruire un futuro fatto di crescita ed armonia. Siamo allo sport, cominciamo da Crotone e Cosenza, i pitagorici in campo domani, i lupi invece mercoledì. In Serie C 2 belle imprese, quelle del Rende e del Catanzaro, che incassano 3 punti fuori casa. Pareggia la Vibonese, sconfitta amara per la Reggina. Vediamo. La settimana che precede il derby Cosenza-Crotone si apre con la soddisfazione per i risultati ottenuti nel turno appena concluso e l'ambizione per entrambe le calabresi di arrivare alla sfida di domenica sera con un risultato positivo da conquistare nell'infrasettimanale. Più facile sulla carta per i rossoblù di Stroppa, in evidente stato di grazia dopo il secondo successo esterno consecutivo, che affrontano lo sci del Perugia, che per l'11 di Braglia, che invece se la vedrà con la formazione del momento, il Lecce di Liverani, appena salito sul secondo gradino del podio, è intenzionato a sfruttare al massimo la 3ª gara consecutiva a Via del Mare per stabilizzarsi in zona promozione diretta a scapito del Palermo. Piani e pronostici che, come si sa, valgono quasi zero, così come le previsioni più nefaste che volevano il Palermo in grado di vincere passeggiando al Marulla. Anche nel Salento i lupi venderanno cara la pelle e lotteranno fino al 90° per compiere un altro passo verso la salvezza. La corsa per il primo posto in Serie C è ufficialmente riaperta e per il momento è un affare per Juve Stabia e Trapani, con Catania e Catanzaro che hanno perso diverse occasioni per restare incollate le 2 battistrada. Giallorossi, dopo 3 stop consecutivi, hanno ripreso a marciare e a cava dei Tirreni è arrivato un altro successo convincente. Buon approccio da parte degli ospiti e gara decisa all'ingresso di Dursi al posto dell'infortunato Bianchimano. Centrocampista ex di Sceglie ha prima provocato il calcio di rigore trasformato da Schnaller e poi raddoppiato con una fuga di 60 metri, irresistibile, terminata con il tocco che ha superato l'estremo difensore campano De Brasi. Nel finale ancora un'occasione per il numero 7, sprecata così.
Torna al successo esterno il Rende, che mortifica la Casertana, schierata dal tecnico Pocesci, alla prima sulla panchina dei Falchetti, col tridente Padovan, Floro Flores, Castaldo. I biancorossi reggono l'urto e anzi giocano a viso aperto, facendosi vedere spesso alle parti di Adamonis. L'11 di Modesto supera anche la prova più difficile, quando ai padroni di casa viene concesso il calcio di rigore che Borsellini respinge a Castaldo. A inizio ripresa la rete di Aguà, che raccoglie una respinta di Rainone e batte Adamonis. La reazione dei campani porta al pareggio siglato da Castaldo, che si inserisce bene a centro area e batte Borsellini. L'equilibrio però dura pochissimo. Borello, falciato da Rainone, guadagna il calcio di rigore che permette a Michael Negro di segnare il gol da 3 punti. Nasce da un calcio di punizione concesso sul finire del primo tempo la disfatta della regina Rieti. Zanchi costringe la respinta Confente, raccoglie Mattia che serve dal centro dove Palma indisturbato si dà il vantaggio. La reazione Amaranto non è immediata e i padroni di casa controllano e rischiano tanto solo nel finale sulle rovesciate di Martiniello che impegna Marcone per 2 volte in 120 secondi. Occasione persa dalla Vibonese che a Razza non riesce a superare la Paganese. La squadra di Orlandi resta in posizione utile per i playoff, ma ci si aspettava una prova più convincente contro i campani, quasi rassegnati ma ben organizzati da Alessandro Erra. Pesano sul risultato finale alcune chance buttate via da Bubas e Allegretti, poco concreti e in alcune circostanze fermati dalle parate dell'estremo difensore Santopadre. E adesso ci sono come sempre in chiusura le previsioni del tempo. Le condizioni del tempo nelle prossime ore subiranno un lento e progressivo peggioramento per l'avvicinarsi di una perturbazione da ovest, ora attiva sulla Spagna. Domani nuvoloso ovunque con possibili piovaschi sui rilievi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari calmi o al più poco mossi, con venti deboli dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.